Visto che il senatore Pillon mi ha fatto l'assist, vi spiego cosa hanno fatto ieri in Commissione Giustizia con il DDL Zan, senza insultare nessuno perché non c'è bisogno. Poi mi sento libero di esprimere in maniera civile ed educata un mio pensiero nel merito, senza dover essere insultato da un senatore che in teoria dovrebbe rappresentare anche me in quanto cittadino. Quindi non so se si può fare, non so se si può fare. È successo ieri in sostanza, la Commissione Giustizia si è riunita e dopo 6 mesi che Ostellari, presidente della Commissione Giustizia, ha ostacolato la calendarizzazione democratica di un disegno di legge, ha deciso di non decidere, aggrappandosi ad un cavillo tecnico che per 6 mesi non ha visto, guarda un po'. Per 6 mesi lui questo cavillo tecnico non l'ha visto, se ne è accorto dopo 6 mesi. Quindi la palla adesso passa in mano all'onorevole Casellati e dovrà decidere lei. Quindi Ostellari si deresponsabilizza dal suo ruolo per cui è pagato e ha deciso di fare questa cosa. Posso esprimere il mio pensiero? Quello che penso è che firmare in 300.000 persone, cittadini, una petizione per chiedere la calendarizzazione in qualche modo è servito, perché Ostellari davanti a 300.000 persone ha fatto una scelta non proprio coraggiosa, qualcuno potrebbe dire un po' vigliacca, di aggrapparsi ad un cavillo tecnico e decidere di non decidere, confermando l'ostruzionismo pretestuoso che ha fatto in questi mesi sostanzialmente. Ma qui non è tanto il DDL Zan, perché si può essere d'accordo o meno sul DDL Zan. Il tema è un altro, stiamo guardando il dito e non la luna. Il tema è che c'è un disegno di legge che è stato votato, perché in democrazia le cose si votano, è stato votato in Camera ed è stato approvato, e il Senato deve votarlo, semplice, come in democrazia. E un singolo sta decidendo di rimandare, trovando palesemente continue scusanti. E questa cosa potrebbe valere domani per qualsiasi altra legge se questo si sveglia e un disegno di legge non gli piace. Ma non funziona così, secondo me. Comunque, ci tenevo a chiedere una cosa a Pillon che secondo me potrebbe essere di interesse nazionale. Pillon, Hai cagato?